un militante che sbaglia a dire una frase, è giusto insomma, che venga ripreso, ma da qua mandare via un militante che ha dato la vita a 32 anni sul partito, sul movimento, non esiste. Il provvedimento disciplinare da comminare all'europarlamentare trevigiano Gianantonio Darè per aver dato del cretino al segretario federale Matteo Salvini spacca la Lega e in direttivo regionale si annuncia, stando alle parole del sindaco di Noventa Padovana, una vera e propria battaglia. Venderemo cara la pelle domani. Io sono assolutamente ottimista che porteremo a casa il risultato. Nella Marca più d'uno spezza una lancia a favore di Darè che ha sbagliato nei modi, dice il sindaco di Castelfranco Stefano Marcone, ma ha posto questioni che meritano una riflessione. Il sentiment, confermato poi anche ieri sera dal sondaggio, io ho seguito anche la trasmissione della base, è che per certi aspetti alcuni temi toccati, seppur in maniera forte, trovino condivisione nella base della militanza della Lega. Quindi l'auspicio mio è che ci si confronti e che non si scelga di espellere Gianantonio Darè. Punire Darè potrebbe essere controproducente per un partito in crisi, continua Marcon. D'altro canto, stando ai sondaggi, lo sarebbe anche candidare Salvini alle europee. L'unico partito che perdeva un punto e mezzo con il leader candidato alle europee è il nostro, e questo ha indotto a fare una riflessione. Molto più duro il padovano Roberto Marcato, che lascia poco margine alla discussione sul caso Darè. Se qualcuno avesse dato il cretino a lui quando era segretario di partito, che cosa avrebbe fatto Darè? Avrebbe fatto la stessa cosa. Non sono un membro del direttivo regionale, però obiettivamente l'offesa è imperdonabile. In Lega siamo tutti utili, ma nessuno necessario.